Non è vero che i sogni non si avverano mai. I nostri si avverarono improvvisamente ad uno nel corso del campionato 1984-85. A rievocarne oggi le tappe viene da chiedersi se davvero le abbiamo vissute o non si tratti solo di un dolce ricordo, un po' sfumato, come certi episodi della fanciullezza che si rievocano regolarmente in famiglia a Natale con l'aggiunta ogni anno di particolari nuovi. E ormai non si sa più se sono accaduti realmente o se ce li siamo costruiti nella mente da noi anno dopo anno, ripescando sensazioni lontane. Ma sugli almanacchi del calcio tutto risulta scritto ben chiaro, quindi deve essere accaduto veramente. Una città intera vibrava dello stesso entusiasmo e dunque se ne coglievano i segni con sempre maggiore evidenza. Alla scuola media dove insegnavo quell'anno, i ragazzi portavano in classe i poster giallo-blu insieme ai testi di italiano e agli album da disegno. Le pareti della mia aula ne furono completamente tappezzate. Vi si ammiravano nell'ordine l'Italia fisica, Garella, Ferroni, l'Italia politica, Marangon, Tricella, Fontolan, il corpo umano, Brighel, Fanna, l'Italia dopo il 1848, Volpati, l'Europa fisica, Elkier, l'universo e i suoi pianeti. Dietro la lavagna facevano distintamente capolino le gigantografie delle riserve. Bruni, Spuri, Turchetta, Donà. Quando entrava il preside, osservava compiaciuto il singolare arredamento. Non era forse la sua una scuola pilota? Le abbiamo vissute davvero quelle festose trasferte. Decine e decine di pullman seguivano ovunque la squadra, sventolando le sciarpe dai finestrini e scambiando complici botti di clacson con le 1000 auto targate Verona che li affiancavano nella corsa. Una volta a destinazione, già qualche ora prima della partita, essi si disponevano in cerchio nei piazzali adiacenti allo stadio di turno, creando festosi accampamenti e facendo apparire colorati bivacchi. Dai portelloni dei pullman uscivano come per incanto pentoloni, lunghe tavolate sostenute da agili cavalletti e poi damigiane, fiaschi, salami, sacchi di pane. Cuochi improvvisati dal cappello giallo-blu si immergevano, ridenti, nel fumo delle pentole, mescolavano di gran lena entusiasmanti risotti al tastasal, affettavano soffici mortadelle, affondavano rosei cotechini in bollenti ondate di pearà, versavano corposi vini rossi in bicchieri rapidamente fusilà. La comune fede sportiva regalava domenicalmente anche il calore della festa, la gioia di aspettare e poi soffrire e magari esultare tutti insieme. E c'eravamo davvero a Bergamo. Bastava un pareggio per vedere finalmente realizzato il sogno di tutti. Pioveva a dirotto. Da Verona partì una sorta di esodo, con una fila interminabile di pullman e auto cariche di speranze e trepidazione febbrile. In piazza Bra migliaia di ombrelli nascondevano tanti cuori in ansia sotto il balcone di Radio Adige. L'Atalanta andò in vantaggio sul finire del primo tempo. All'inizio della ripresa, in mischia, pareggiò Elkier, subito sommerso dagli abbracci dei compagni. Il cuore prese a battere più forte. Aspettavamo il 90° in un clima rarefatto e un po' irreale, ma la felicità e la commozione già covavano dentro noi tutti e ne avvertivamo il caldo tepore farsi largo tra i brividi sottili. Poi ci fu il fischio finale. Campioni, 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 gridai 1000 volte al microfono. Baci, abbracci, lacrime, stupore attonito, felice smarrimento, voglia matta di fermare l'attimo fuggente si mescolarono d'incanto in tifosi e giocatori, insieme a Bergamo e Verona, dove 1000 ombrelli si levarono al cielo rivelando sciarpe e bandiere. Non era un sogno. E c'eravamo davvero tutti anche la domenica successiva, in Bra, dopo l'ultima di campionato. Io partecipavo allo spettacolo in attesa di presentare uno ad uno i campioni che sarebbero arrivati a conclusione della serata. Li aspettavo cantando gli inni giallo-blu e Palassetto tu mi fai morire. Arrivarono i giocatori e dalla piazza si levò un assordante, indimenticabile urlo di gioia.
Tricella fece spettacolo imitando Jerry Lewis, Galderisi cantò la sua canzone, Brighet intonò un coro tedesco di birraioli e l'allenatore in seconda, Lonardi, dedicò a Preben Splendida Copenaghen. Poi, come interpretando il desiderio della folla, chiesi a Bagnoli di regalarci la grazia di un sorriso. Egli rise di gusto e urlò nel microfono: «Siamo campioni!» I giocatori lo ripresero in braccio e la città esplose nel suo grido più alto.